Un invito a vivere il Natale nella gioia e nello stupore, così il Papa all'Angelus, al termine della preghiera mariana, un appello ad applicare l'accordo di Marrakech sulle migrazioni. Improntare la propria esistenza alla giustizia e all'amore reciproco, la riflessione del Vescovo durante l'incontro di Natale con le comunità migranti della diocesi. Il Consiglio regionale ha varato il piano di dimensionamento scolastico, ok per la succursale del linguistico da Vigo a Chiavari, al memoria dei morti per la patria partiranno 2 corsi serali. La Fondazione Torriglia chiede i dettagli del PUC sul progetto di ampliamento, altrimenti c'è solo confusione, dice il presidente Arnaldo Monteverde. Bando da 61.000 euro per sostenere gli apicoltori nell'acquisto di attrezzature, arnie, api regine e sciami. La Regione cerca nuove misure inoltre per continuare il progetto di contenimento della vespa velutina. Rinnovato a Chiavari il confuoco, al centro degli auguri satirici al sindaco la situazione di parcheggi, vigili e depuratore, premiata la Lega Navale per i suoi 110 anni di presenza in città. Un pareggio in rimonta per la Virtus Entella che ad Arezzo strappa il 2 pari grazie alla doppietta di Eramo che nella ripresa rimedia al doppio svantaggio del primo tempo. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi Papa Francesco ha compiuto proprio oggi 82 anni, sono arrivati al Santo Padre auguri affettuosi da ogni parte del mondo. Il Papa ieri all'Angelus ha invitato a vivere questo tempo di preparazione al Natale nella gioia e nello stupore. Il servizio di Emanuela Castello. Mettersi in discussione, convertirsi, è questo il primo passo da compiere per prepararsi al Natale. Lo ha messo in luce Papa Francesco ripercorrendo i passaggi della liturgia della terza domenica di Avvento all'Angelus domenicale. Ai fedeli assiepati attorno al grande albero di Natale e al presepe di Piazza San Pietro, il Papa ha ricordato che quella appena trascorsa era la domenica della gioia. In un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicità per il mondo intero. E oggi lo stesso annuncio è rivolto alla Chiesa, chiamata ad accogliere il Vangelo perché diventi carne, vita concreta. La consapevolezza che nelle difficoltà possiamo sempre rivolgerci al Signore è un grande motivo di gioia, ha aggiunto il Papa. Nessuna preoccupazione, nessuna paura riuscirà mai a togliere la serenità che viene non da cose umane ma da Dio. Quindi, rivolgendosi ai bambini di Roma venuti in piazza per la benedizione dei bambinelli, li ha invitati a cogliere l'essenza del Natale, racchiuso nello stupore di fronte al grande mistero di Dio fatto uomo che il piccolo Gesù posto nel presepe rappresenta. È un sentimento più forte e più di un'emozione comune. E vedere Dio, lo stupore. Stupore per il grande mistero di Dio fatto uomo. E lo Spirito Santo vi metterà nel cuore l'umiltà, la tenerezza e la bontà di Gesù. Al termine della preghiera mariana, il Papa, nei saluti ai fedeli, ha ricordato la recente approvazione del Patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, approvato la settimana scorsa in Marocco, quale normativa quadro per tutta la comunità internazionale. L'accordo, sottoscritto da 164 paesi e in attesa di ratifica all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevede 23 punti per evitare caos e sofferenze ai migranti, con una particolare attenzione ai minori. Auspico pertanto che essa, grazie a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi per motivi diversi ha lasciato il proprio paese. Veniamo ora sul nostro territorio. Il Vescovo ha incontrato le comunità migranti presenti nella nostra diocesi. La messa si è svolta in cattedrale, dopodiché c'è stato un momento di festa nei locali del seminario. Cristina Oneto. La messa di Natale del Vescovo per le comunità di migranti è un momento raccolto e familiare in cui ciascuno porta le proprie esperienze anche attraverso espressioni e tradizioni differenti. In cattedrale si è riunita una rappresentanza delle diverse realtà che sono presenti in diocesi. È un momento semplice, si prega insieme e poi si viene qui in seminario, ci si scambia gli auguri cantando un po', riprendendo i canti della propria tradizione, delle proprie origini, della propria tradizione culturale.
Monsignor Tanasini ha proposto una riflessione prendendo spunto dal Vangelo. La terza domenica d'Avvento è la domenica della gioia perché il Signore è vicino, non solo perché il Natale è ormai imminente. Il Signore si è fatto prossimo in tutte le circostanze della vita, anche in quelle più difficili. Da qui l'invito del Vescovo a vivere la vita quotidiana nella giustizia, nell'amore reciproco. Impariamo a discernere quello che conta da quello che invece deve essere lasciato, abbandonato, perché la nostra vita non si riduca mai ad avere un pugno di cenere in mano. L'accoglienza e l'integrazione passa anche attraverso alcuni luoghi di incontro nelle parrocchie. A Rapallo con le comunità tamile filippine e dell'est europeo, a Chiavari e Lavagna con i sudamericani. Ecco, questi sono i nostri punti in cui abbiamo iniziato a avere un dialogo, un rapporto con loro, e vediamo che questo rapporto che si è creato aiuta come dire, noi italiani a riscoprire che loro sono a pieno titolo parte della nostra esperienza ecclesiale e aiuta loro a sentirsi a casa. Il Consiglio regionale ha approvato oggi il piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa, un provvedimento approvato a maggioranza, 22 i voti a favore, astenuto il Partito Democratico. È prevista l'attivazione di 3 sezioni di scuola superiore a Torriglia, Bargagli e Rezzoaglio, nuovi indirizzi formativi anche nelle province di Savona e Imperia e la creazione di una sezione distaccata del liceo linguistico Davigo Nicoloso di Rapallo a Chiavari nel Palazzo degli Artigianelli in Corso Millo. Grazie ad un confronto aperto è stata proposta l'apertura a Chiavari di una succursale del liceo Davigo. È la soluzione migliore per rispettare gli indirizzi di legge e allo stesso tempo rispondere alle aspettative delle famiglie di Chiavari che ormai si aspettavano l'apertura di questo indirizzo. Questo è il commento dell'assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo. Il piano prevede inoltre l'attivazione di 2 indirizzi serali all'Istituto dei Morti per la Patria di Chiavari, uno in costruzioni, ambiente e territorio, l'altro in amministrazione, finanza e marketing. Le novità riguardano anche l'entroterra di Genova. A Torriglia aprirà una sezione distaccata del Liceo delle Scienze Umane Pertini, a Bargagli una dell'Istituto Professionale Gaslini Meucci, a Rezzoaglio una sezione distaccata del Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate dell'Istituto Natta De Ambrosis di Sesti Levante. Il Davigo a Chiavari, commenta il consigliere di Forza Italia Claudio Muzio, è una realtà consolidata ed è in grado di fornire una risposta qualificata e strutturata. Di diverso avviso il consigliere del PD Luca Garibaldi, che dice la maggioranza decide di privare Chiavari di un nuovo liceo linguistico aprendo invece una succursale dell'Istituto di Rapallo. Cambiamo tema. Prima di dare il proprio assenso al progetto di ampliamento del Torriglia, il Consiglio di amministrazione della struttura chiede i dettagli del PUC presentato dalla Giunta di Capua. Intanto, alcuni giorni fa i consiglieri Giardini e Corticelli hanno rimesso le loro deleghe sul Torriglia. Abbiamo fatto il punto nel servizio. Senza conoscere nel dettaglio il progetto del PUC sul Torriglia non si può programmare il futuro della struttura, così il presidente della Fondazione Arnaldo Monteverde, che fa risalire all'assenza di certezze le spaccature interne al Consiglio d'amministrazione. Se da una parte il Comune vuole realizzare l'ampliamento del Torriglia, coinvolgendo le aree dell'attuale depuratore in un intervento d'insieme, dall'altra i vertici del Torriglia avvertono per il momento una mancanza di programmazione. A preoccupare Monteverde è soprattutto la proposta della Giunta di Capua di avviare i lavori con un mutuo da 4,5 milioni di euro. L'introito, derivante dal maggior numero di anziani ospitati, secondo il Comune, permetterebbe di far fronte alle spese, raggiungere l'equilibrio finanziario, risistemare gli immobili per farli diventare virtuosi. Per rispondere alle esigenze degli anziani del territorio, dice però Silvia Garibaldi, di Noi di Chiavari, il Torriglia rischia di perdere il patrimonio economico e immobiliare. Nei primi anni di mutuo, ad ampliamento ancora in corso, la struttura come farà fronte alle rate, chiede la Garibaldi, che mette in guardia sul rischio di prendere decisioni avventate in un momento in cui il nuovo PUC è in fase di discussione ed è tornato in vigore il vecchio PRG della Giunta Agostino.
Sul tema Monteverde si riserva di presentare i dati sulla situazione economica del Torriglia nei prossimi giorni, questo mentre nell'amministrazione comunale i consiglieri Giardini e Corticelli hanno restituito le deleghe. Su questo il sindaco si è espresso così. Ne prendo atto, un po' mi rattrista, e il mio obiettivo, quello dell'ampliamento della casa di riposo, è confermato nel PUC che è stato approvato, che completerà l'iter entro fine settembre, e il Comune avrà anche un ruolo importante in quanto quest'area qui, che è l'area di maggior pregio di Chiavari, prevede il coinvolgimento diretto del Comune per le aree che adesso sono occupate dal depuratore. Il mio sogno di ampliare la casa di riposo lo vedo di difficile realizzazione nell'arco dei 3 anni e mezzo che mi rimangono. A livello delega verranno sostituiti oppure no? Penso che queste deleghe me le terrò per me e andiamo avanti così. Andiamo ora sul sito dell'ANSA della Liguria, parliamo del Ponte Morandi. Infatti è iniziata l'udienza dell'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte avvenuto il 14 agosto e causando 43 vittime. All'udienza, che si svolge nell'aula bunker del Tribunale, sono presenti i periti del giudice delle indagini preliminari e i consulenti della Procura, dei 21 indagati e delle parti civili. Oggi appunto è stato discusso il piano di demolizione dei resti del viadotto. Rimaniamo in qualche modo in tema, parliamo di industria, tutela del territorio, ma anche carenza di infrastrutture. Per trattare questi temi la CISL ha indetto l'iniziativa sindacale Vertenza Liguria, in programma domani alle ore 10 a Genova. Dal Tigullio sono attesi numerosi delegati. Sentiamo l'intervista. Il crollo del ponte Morandi, che sta mettendo a dura prova la viabilità soprattutto sul Genovesato, e la mareggiata di fine ottobre. Un intreccio di situazioni che hanno colpito numerose categorie: balneari, pescatori, operatori portuali, ristoratori e commercianti. CISL Liguria coglie l'occasione per accendere i riflettori sul bisogno di infrastrutture nella nostra regione. Domani al Teatro Duse di Genova si terrà la manifestazione Vertenza Liguria. Nell'occasione sarà presentato un documento relativo a 6 grandi opere liguri in cui sarà evidenziato l'impatto economico e le ricadute occupazionali che le stesse potranno generare una volta ultimate. Tra queste ad esempio il tunnel della Fontana Buona. Il dossier sarà presentato dalla CISL al governo. Certamente all'iniziativa parteciperà il nostro segretario generale Anna Maria Furlan, ci sarà la presenza di tantissimi delegati che arriveranno da tutta la regione. Sarà un'iniziativa per portare all'evidenza quali sono non tanto le problematiche del territorio e della regione, ma per portare quali sono le nostre proposte per la regione. Quindi certamente il rilancio di quelle infrastrutture di cui parlavamo e certamente il mantenimento di condizioni che possono permettere il rilancio. Oggi la regione e la città metropolitana subiscono anche in termini di posti di lavoro le conseguenze di tutto quello che è successo. Noi pensiamo che bisogna contenere i danni oggi per poter rilanciare per il futuro. Infine ci sarà spazio anche per ricordare tutti quei lavoratori che a causa della tragedia di Genova o della mareggiata hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo. Per questo servono degli strumenti che attualmente non esistono, noi li chiamiamo ammortizzatori in deroga, che sono sostanzialmente stati soppressi qualche anno fa e che però sono l'unico strumento per coprire chi non ha, diciamo, per contratto e per natura d'azienda degli ammortizzatori strutturati già presenti, e noi questo chiediamo e chiederemo. Oggi sono stati annunciati alcuni punti della manovra modificati dal governo e ce n'è uno che riguarda i balneari. Sono infatti previsti 15 anni di esclusione della categoria dalla direttiva Bolkestein, che prevede, come sapete, la messa a bando delle concessioni. Un accordo salutato con entusiasmo dal ministro dell'Agricoltura Centinaio. A gennaio, commenta l'assessore regionale Scaiola, subito un tavolo delle regioni per collaborare e dare il contributo costruttivo all'uscita dell'Italia dalla direttiva Bolkestein. La Liguria ha fatto scuola e finalmente qualcuno ha ascoltato il grido di dolore di un intero settore, ha detto invece oggi il presidente Toti. E la Giunta regionale ha approvato un bando da 61.000 euro per il finanziamento degli interventi nel settore apistico. Lo ha comunicato oggi l'assessore all'agricoltura Stefano Mai. Fondi che serviranno per l'acquisto di attrezzature, arnie, api regine e sciami per la campagna 2018-2019. Il servizio.
La Regione sostiene l'apicoltura, un settore importante per l'entroterra ligure, però in difficoltà. Il bando da 61.000 euro consentirà l'acquisto di attrezzature come smielatori e maturatori del miele, presidi sanitari, api regine e sciami. Potranno presentare domanda gli apicoltori singoli, gli imprenditori del settore, professionisti, privati o associati in cooperative, iscritti all'Anagrafe Apistica Nazionale, ma anche le associazioni di apicoltori, costituite con atto pubblico, con sede in Liguria, con un numero preciso di soci e alveari denunciati e con un'attività svolta su almeno 3 province. Ciascun beneficiario, individuato da un centro di assistenza nell'agricoltura, potrà presentare una sola domanda. L'importo minimo complessivo di contributo richiesto non potrà essere inferiore a 300 euro. Le domande dovranno essere indirizzate al settore politiche agricole e pesca della Regione entro il 25 febbraio. Un altro elemento d'attenzione riguarda la lotta alla vespa vellutina. A luglio 2019 terminerà il progetto finanziato dall'Europa che negli ultimi 3 anni ha fortemente limitato in Liguria l'espansione del calabrone asiatico, pericoloso predatore delle api. Ma senza più fondi come si potrà continuare a combattere il fenomeno? Stiamo avviando degli ulteriori corsi perché bisogna dire che ci siamo avvalsi della collaborazione dei ragazzi della protezione civile, delle squadre di protezione civile dell'Imperiese, che sono stati formati, vestiti con gli indumenti necessari, quindi con i DPI, e stanno combattendo questo fenomeno. Quindi faremo degli altri corsi, cercheremo anche di dare l'attrezzatura del caso, alcune divise sono state acquistate attraverso questo progetto, e vorrei attivare una misura del PSR, credo adesso una misura 5, per provare a intervenire anche economicamente in modo sostanziale, però spero in una sensibilità del governo, perché questo è un fenomeno che deve essere neutralizzato in quest'area. Meteo, pioggia sulla costa e neve nell'entroterra, e questo lo scenario dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato la Liguria nel fine settimana. Nelle zone interne si sono verificati accumuli di neve sino a circa 5 cm a fondovalle sui settori appenninici centro-occidentali e sopra i 500-600 metri sull'Appennino di Levante. La neve ha imbiancato la piana di Rezzo Aglio e Santo Stefano d'Aveto. Nelle immagini la situazione al rifugio delle Casermette del Penna, dove sono caduti oltre 10 cm di neve fresca. Per la cronaca, perde il controllo dell'auto, sfonda il guardrail e vola giù da un muraglione, successo alle 4:30 di domenica mattina sulla statale 523 a Castiglione Chiavarese. Nel precipitare giù dalla strada la vettura ha colpito una cascina. Il conducente, un giovane della zona, è uscito autonomamente e ha allertato i soccorsi, sebbene si trovasse in stato confusionale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. L'uomo è stato portato in codice giallo a San Martino di Genova. E sempre domenica mattina alle 5:30 circa un incendio ha interessato un negozio di via Nazionale a Sestri Levante. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo. È stato necessario evacuare una famiglia con 2 bimbi piccoli che in via precauzionale sono stati portati al Gaslini di Genova per scongiurare l'eventuale inalazione di fumo e sostanze tossiche. Sempre nelle prime ore di domenica a Rapallo, nell'ambito dei servizi di contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera, i carabinieri hanno denunciato un uomo di origini siciliane di 59 anni, con precedenti, sorpreso alla guida del proprio motociclo in evidente stato di ebbrezza alcolica. Cambiamo argomento. La domenica fredda e piovosa non ha dissuaso i chiavaresi che hanno assistito allo svolgersi della cerimonia del confuoco, un appuntamento tradizionale. Il corteo partito da Piazza Mazzini si è fermato davanti a Palazzo Bianco, dove a porgere gli auguri satirici al primo cittadino sono stati la coppia Rebello e Rebellun. Al termine il sindaco ha appiccato il fuoco all'alloro posto in piazza. Vediamo. Quest'anno si è rinnovata la cerimonia del confuoco. Sì, mi sembra che è andato bene, nonostante la pioggia, dunque c'è da essere soddisfatti. L'associazione quest'anno ha dato un riconoscimento alla Lega Navale di Chiavari. Sì, è stato meritevole perché 110 anni, Chiavari ha questo orgoglio di avere delle società vecchie e questa 110 anni. Abbiamo scoperto il primo presidente, un grande sindaco, Nicola Ratta, e dunque era una cosa doverosa. Qui abbiamo Rebello in una versione disimpegnata, diciamo. Sì, diciamo che ormai ho finito il mio lavoro, il sindaco mi sta abbracciando, quindi vuol dire che anche per quest'anno in galera non ci vado. Quali sono stati i punti salienti un po' dell'anno trascorso qua a Chiavari? Beh, abbiamo toccato un po', diciamo così, qualche mancanza di presenza da parte degli uomini in divisa, abbiamo toccato gli argini dell'Entella,
abbiamo toccato i nuovi parcometri che fanno tutto tranne che i biglietti, abbiamo toccato insomma tutte queste cose qua, però diciamo sempre in maniera scherzosa, però insomma come diceva quel vecchio detto, Pietrin, che non è il fotografo, scherzando diceva la verità. Sindaco, di tutti gli auguri che riceverà in questo periodo sicuramente questi sono quelli più originali. Sono quelli più originali, quelli che fanno parte della nostra tradizione e che vengono sempre fatti in tono scherzoso e quindi sono ben accetti, non sono mai offensivi, per questo è merito del Rebello e Rebellona che sono quasi dei professionisti, sono molto bravi. E anche con grande piacere che ho visto il riconoscimento alla Lega Navale, ho visto il Gozzo, ricordo a tutti che io su quel Gozzo ho remato 5 anni, dal 97 al 2002 e ho vinto l'unico palio remiero che ha vinto Chiavari. E tornerò indegnamente quest'anno a fare il palio dei Sestieri, quello storico, in maniera indegna. Ieri mattina a Portofino sono stati ricordati i martiri dell'Olivetta, numerose le autorità presenti che hanno preso parte alla celebrazione eucaristica che si è svolta nella chiesa parrocchiale di San Martino e dopo, raggiungendo via Mare il luogo dell'eccidio, hanno deposto 3 corone davanti alla lapide che ricorda la strage. Sulla spiaggia dell'Olivetta, lo ricordiamo, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1944 vennero fucilati 22 prigionieri politici che erano detenuti nel carcere genovese di Marassi. L'orazione è stata tenuta da Giacomo Ronzitti, presidente dell'Istituto Ligure della Resistenza e dell'Età Contemporanea Raimondo Ricci. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per martedì 18 dicembre. La riforma del terzo settore alla luce degli ultimi decreti normativi è il tema del convegno in programma dalle 9 alle 13 al Grand Hotel Savoia di Genova. L'argomento sarà sviscerato da commercialisti esperti della materia. Raccolta di giocattoli nuovi e a norma di legge per i bimbi ricoverati in pediatria all'ospedale di Lavagna. I giochi si raccoglieranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 al circolo Acli Fanin di via Vinelli a Chiavari. I doni saranno portati ai piccoli pazienti venerdì 21 dicembre. Open Day all'Ente Forma di Chiavari. La struttura di Viale Millo aprirà domani dalle 14 alle 17. Saranno fornite informazioni sui corsi triennali per operatori di impianti termoidraulici. Alle 14 a Villa Gimelli di Rapallo, festa degli auguri di Natale dell'Anfas. Alle 14.30 il Vescovo celebrerà la messa, seguirà lo spettacolo dei ragazzi, Feliz Navidad e il rinfresco. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Quairolo, Graziella Corsinovi parlerà dello spirito della morte di San Secondo e l'espressionismo metropolitano. Todo por amor, ricordi e racconti di chi visse l'esperienza della messa a New York nel 1998 in ricordo di Madre Speranza. L'inizio alle 16 nella Casa della Gioventù di Rapallo alla presenza del Vescovo Emerito di Ventimiglia, Alberto Maria Careggio. Alle 18 la messa in Basilica. Alle 16.30 nella scuola Davide Spinetto di Mezzanego, Valentina Piazza presenterà il suo ultimo libro, Il canto degli abissi. Open Day per la scuola primaria di Lavagna. Alle 16.30 porte aperte alla Vassalle di Cavi. Sarà presentata l'offerta formativa dell'istituto ai bambini e alle loro famiglie. Sempre alle 16.30 nella sala livellare di Via del Pino a Chiavari, nuovo incontro del 14° corso di cultura genovese. Cesare Dotti commenterà le immagini del Lunaio de Ciavai 2019. E nella giornata di domani l'Istituto Liceti di Rapallo ricorderà la professoressa Loredana Piaggio, docente di educazione fisica, nel primo anniversario della sua scomparsa avvenuta il 18 dicembre dello scorso anno. Gli studenti hanno pensato di ricordare la professoressa organizzando alcuni eventi sportivi nella palestra dell'istituto. In particolare nelle prime 2 ore ci sarà un torneo di pallavolo e a seguire uno di calcio e l'altro di basket. Parteciperanno gli studenti di tutti gli indirizzi dell'istituto. Inoltre ad inizio mattinata in auditorium sarà proiettato un video in ricordo della docente. Festa di Natale alla residenza Anni Azzurri La Margherita di Botasi nel comune di Ne. Presenti i bimbi di prima elementare del catechismo di Conscienti con le loro educatrici. Gli ospiti della struttura hanno donato ai più piccoli una raccolta di fiabe da loro realizzata, fiabe scritte in genovese e tradotte in italiano, e hanno poi raccontato una favola con personaggi e atmosfere di un tempo. I bambini hanno poi cantato e recitato poesie. E da ormai alcuni anni nella sede della Croce Rossa di Cogorno viene allestita la Natività. La caratteristica del presepe è quella di avere la presenza di animali vivi che trascorrono tutto il periodo delle festività nel suggestivo allestimento. Domattina alle 10.30 il presepe sarà inaugurato alla presenza dei bambini della scuola dell'infanzia di San Salvatore, che dunque saranno i primi visitatori.
E siamo così allo sport, iniziamo dal calcio. In Serie C pareggio in trasferta per la Virtus Entella sul campo dell'Arezzo. La squadra chiavarese ha rimontato il 2-0 incassato nel primo tempo dai toscani con una doppietta di Eramo. Vediamo. È stata una partita dalle due facce, abbiamo iniziato malissimo perché penso che abbiamo approcciato malissimo alla gara, quindi dobbiamo lavorare un po' su questo perché non deve più succedere. Oggi ci è andata bene che siamo riusciti a recuperarla e come detto potevamo anche vincere alla fine, questo ci deve far capire qual è la nostra forza, quindi non deve più succedere questi inizi di partita e dobbiamo portare da subito la partita dalla nostra parte. Qualche difficoltà per gli attaccanti in questo periodo, però ci pensano anche i centrocampisti, sei stato molto presente anche proprio in zona gol e non a caso appunto oltre ai due gol hai avuto anche altre occasioni. Sì, questo è il compito un po' anche mio, quello dei centrocampisti, di cercare di far gol. Per quanto riguarda gli attaccanti, se non riescono a far gol loro, sicuramente non è solo colpa loro, forse non siamo bravi noi a servirli e dobbiamo migliorare anche in questo. Quindi loro si sacrificano moltissimo in fase di non possesso, ci danno una grandissima mano e poi chi riesce a far gol è uguale. Abbiamo sbagliato, diciamo, l'atteggiamento non aggressivo nel primo tempo, invece l'Arezzo ha fatto una grande partita sotto l'aspetto tecnico, tattico e anche agonistico e quindi non ci ha permesso mai di giocare, ci ha messo in difficoltà, hanno preso molte punizioni, hanno fatto anche 2 grandi gol. Abbiamo sofferto, devo dire la verità, abbiamo sofferto. Nel secondo tempo, diciamo, si sono invertite le parti, loro un po' più chiusi, ci siamo alzati molto. E hanno sofferto loro, le nostre incursioni, le nostre giocate dentro. Potevamo fare subito il 2-1 con Mota che ha sbagliato un gol incredibile, abbiamo fatto subito il 2-1. Bene, tutto quello che ha fatto l'Arezzo nel primo tempo l'abbiamo fatto noi, loro sono un po' calati nel secondo tempo perché comunque hanno veramente dato tantissimo nel primo, noi invece abbiamo fatto un finale in crescendo e addirittura si poteva anche vincere la partita alla fine. Concludiamo con i risultati della Serie D. Nella 16ª giornata di campionato, vittoria dilagante della Lavagnese, pareggio in trasferta per il Sestri Levante. Andiamo con ordine. I bianconeri ospitavano al Riboli il Borgaro Nobis. La partita è finita 5-1 per i padroni di casa. Le reti al 10° del primo tempo, Sardo porta in vantaggio gli avversari, ma sarà l'unico gol segnato dal Borgaro. Il pareggio della Lavagnese arriva al 37° con Bacigalupo, il raddoppio al 41° con Casagrande. Sul risultato di 2-1 le squadre vanno negli spogliatoi, intanto state vedendo le immagini. Tutta bianconera la ripresa con 3 reti che portano la firma di Oneto all'8° del secondo tempo, Basso al 21° e Alluci al 46°. Il Sestri Levante invece ha pareggiato 2-2 in casa dell'Inveruno, sotto di 2 reti segnate al 31° da Stronati e al 41° da Romanini. I corsari accorciano le distanze al 43° del primo tempo con un gol di Cuneo. Nella ripresa bisognerà attendere sino al 32° quando la rete di Croci fisserà il risultato sul definitivo 2-2. In classifica Sestri Levante 21 punti, Lavagnese 20. Il prossimo appuntamento è per domenica 23 dicembre. Il Sestri ospiterà il Bra, mentre la Lavagnese sarà in trasferta contro il Pro Dronero. Siamo in conclusione del nostro telegiornale, vi lascio al consueto appuntamento con il Direttamente Su, che questa sera sarà incentrato sullo sport. In particolar modo faremo una panoramica sulle attività sportive locali, uno sguardo a 360 gradi sugli sport praticati nel Tigullio, che sarà anche un'occasione per fare un primo bilancio a circa metà cammino nei vari campionati che vedono protagoniste le nostre squadre. Spazio naturalmente al fair play e ai valori morali ed etici espressi anche attraverso le attività agonistiche. Con il telegiornale ci ritroviamo domani, naturalmente il buongiorno di Telepace alle 7:30 condotto da Marco Revello, mentre per tutte le informazioni continuate a seguirci sul sito teleradiopACE.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.